Profuma di primavera il mese di marzo, ma non sarà il migliore degli inizi per la stagione che dà il via ai grandi cambiamenti, colpa di un coronavirus che ha messo in stand-by un intero paese, proclamando di fatto la sospensione di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico e privato. La musica non cambia per lo sport più popolare al mondo, il calcio, che fa battere il cuore di oltre 4 milioni di italiani che dovranno attendere almeno i primi giorni di aprile prima di riaggiornarsi circa la sospensione imposta dal governo. Spazio allora ai challenge dei calciatori, ai video, agli incoraggiamenti, al monito di restare a casa, con programmi personalizzati ed allenamenti fatti in casa per mantenersi in forma in attesa dell'agognato fischio d'inizio. E proprio nell'attesa che torni a rotolare la sfera, vi teniamo compagnia con il punto sui campionati giovanili regionali, quando mancano 4 turni alla conclusione della regular season, prima di dare libero sfogo ai play-off e ai play-out e alle fasi finali che avrebbero proclamato a fine maggio i verdetti conclusivi. Per 2 anni consecutivi hanno fatto incetta di successi dominando la scena in campo regionale e nazionale. Gli unici a timbrare il palmarès del calcio giovanile siciliano, fucina di talenti e giovani promesse, che ha rappresentato per lungo tempo la cantera del Città di Palermo. A marchiare questo dominio è stato il Calcio Sicilia dei presidenti Manno e Zito, tra i settori giovanili più virtuosi e prestigiosi di Sicilia, che anche quest'anno, quasi di default, iscriviamo nel novero delle papabili al titolo. Sicilia occidentale feconda e numeri alla mano più competitiva per blasone e tradizione rispetto alle consorelle della Sicilia orientale. Il nostro viaggio inizia dal girone A del campionato Under 17 che registra il dominio dell'Accademia Sport Trapani. I blucerchiati, guidati da Giuseppe Burgarella, con 2 vittorie potranno laurearsi aritmeticamente primi della classe. Alle loro spalle grande bagarre per la conquista dei playoff, con TF Club, Costa Gaia, Adelcam, Monreale, Academy Tedesco e Città di Carini distanziate da appena 3 punti. Nel girone B a detter legge il Palermo, la cui presenza ci auguriamo per un solo anno, mette in affanno le agguerrite inseguitrici, tra cui un grande terzo tempo, il Calcio Sicilia, il Demma Ribolla e il Buon Pastore. Da applausi, il cammino del Camaro, che a 4 turni dalla conclusione si iscrive ufficialmente nella top 10 regionale, aggiudicandosi a suon di vittoria il girone C davanti alla neomatricola giovanile Calcio Messina. Nel girone D è già aritmetico il successo della Catane Soccer di mister Sirio Silvestri, che precede sulla griglia i pari età della Team Sport Millennium, a cui servono una manciata di punti per entrare per la prima volta dopo 21 anni tra le prime 10 compagini a carattere regionale. Chiudiamo il riepilogo del biennio 2003-2004 con il girone E ipotecato dal successo della GameSport Ragusa di mister Milazzo, a cui servirà solo un punto per accedere al tabellone delle 10 più forti di Sicilia. Tra i 2004, che danno vita alla categoria Under 16 regionale, spazio 39 squadre suddivise in 4 gironi, di cui solo le prime classificate accedono al tabellone finale. Nel girone A è battaglia serrata tra le 2 etnee, la Meridiana Academy Catane School. La Meridiana di Francesco Mirabelle è avanti di 2 lunghezze. L'Academy di José Chise non può fare altro che vincere e aggrapparsi ad un passo falso dei rossazzurri. Nel girone B il testa a testa tra Real Trinacre e GameSport Ragusa vale solo ai fini statistici. È già aritmetico il pass staccato dal Real Trinacre guidato da Mario Pulvirenti, che lo scorso anno seppe imporsi tra i giovanissimi provinciali. Nel girone C lotta al fotofinish tra Castelvetrano Selinunte e Trinacre Porto Empedocle. 2 i punti di vantaggio per i ragazzi di mister Bellomo, che a 5 turni dal termine dovranno contenere la voglia di sorpasso dei gialloblu empedoclini di mister Burceri. Nel girone D, già ufficiale il pass staccato dal CUS Palermo, tra le candidate al salto di categoria. Alle spalle del gruppo di Davide Adeola inseguono le parità Costa Gaia, terzo tempo, Villa Abate e Fortuto Bagheria. Chiuso il biennio 2003-2004, il nostro focus lo dedichiamo alla categoria Under 15. Nel girone A, irresistibile la marcia della Costa Gaia Adelcam, lo storico settore giovanile alcamese che nel 2017 ha lanciato Alesi nel mondo del professionismo, fortemente voluto dal Milan, quest'anno non ammette rivali, almeno nel proprio raggruppamento. Migliore attacco e migliore difesa con ben 8 punti di vantaggio sul Calcio Sicilia. Nel girone B, ancor più dominante degli allievi, il cammino delle Aquile Rosanero, il Palermo è di fatto l'unica compagine imbattuta del campionato. Alle sue spalle Demma Ribolla, Villa Abate, Atena Agrigento e il Calcetto. Sembrava un dominio, quello del Camaro, che invece ha assottigliato il proprio vantaggio sulla giovanile Calcio Messina di mister Giorgianni, unica squadra a battagliare per il primo posto. Sarà volata finale nel girone D, attualmente guidato dalla Catane Soccer, tallonato però dalla Stella Nascente e dalla Meridiana. Appassionante anche il girone E, che parimente al campionato Under 17 registra la vetta della GameSport Ragusa di Gianni Canzonieri.
Chiudiamo il nostro focus sulla leva 2006, l'Under 14 regionale, anche qui suddivisa in 5 gironi equamente distribuiti. Nel girone A serra le fila la Meridiana Etna Soccer, guidata da Santo Marzullo e Salvo Garozzo. I nerazzurri guidano il derby tra le affiliate Atalanta, precedendo i pari età messinesi dell'Academy Camaro e della Football 24 Messina di mister Antonio Clemente. Nel girone B pare incontrastato il primo posto della RG Siracusa, unitamente a quello del Città di Trapani nel girone C, mentre il girone D ed E vedono la fuga di Academy Parma Sant'Alfonso e di CUS Palermo, che a poche tornate dalla fine occupano il gradino più alto. Ultime battute di una stagione interrotta sul più bello. D'emergenza, coronavirus avrà scalfito le nostre certezze e reso meno sicuro il nostro presente, ma siamo sicuri che alla ripartenza potremo tornare a goderci quel picco di emozioni di cui abbiamo tremendamente bisogno.